corruzione, autoriciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti in concorso e il 353 è l'uso, cioè la creazione di rapporti con privati nella gestione degli appalti in maniera non corretta. A 10 anni dallo scandalo Mose che travolse la città, un'altra bufera si è abbattuta sul comune di Venezia. Queste le accuse con cui l'assessore alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso è stato arrestato e portato in carcere. Nell'ambito dell'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura, che vede coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori, è stato notificato un avviso di garanzia al sindaco Luigi Brugnaro in merito alla trattativa di vendita all'imprenditore cinese dell'area ai Pili. Noi stiamo valutando la correttezza della gestione del Blind Trust del sindaco, quindi è stato emesso a suo favore, nel senso per correttezza nei suoi confronti, gli abbiamo semplicemente detto che stiamo valutando questo dato. Forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della Procura abbiamo ritenuto che, che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando, non è necessario, non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizioni. Indagati anche il capo di gabinetto del sindaco e direttore generale del comune Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Cherchi ha spiegato come l'assessore Boraso, accusato di corruzione per la cessione di Palazzo Papadopoli e del progetto del parcheggio all'aeroporto Marco Polo, intervenisse su appalti in cambio di denaro che veniva giustificato con consulenze in realtà inesistenti. Il succo dell'inchiesta è questo: messa a disposizione di ufficio pubblico a fini privati. Il Boraso interveniva direttamente, ci sono gravi indizi che accertano che il Boraso intervenisse direttamente su funzionari pubblici, del Comune di Venezia in particolare, che tendenzialmente, anche se c'è qualche eccezione, che tendenzialmente non si opponevano alla richiesta. Boraso è stato portato in carcere questa mattina nel corso dell'operazione eseguita da circa 200 finanzieri per il pericolo di inquinamento delle prove. È risultata una condotta recente con cui l'assessore stava cercando di eliminare documentazione che in qualche maniera potesse essere usata, diciamo così, contro di lui. Oltre all'assessore, in carcere è finito anche l'imprenditore edile della Riviera del Brenta, Fabrizio Ormenese. Un'attività corruttiva, ha evidenziato il procuratore, che proseguiva da anni. Le indagini ancora in corso sono iniziate nella primavera 2022 in seguito a un esposto presentato alla procura nel 2021. È stato disposto anche un sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro. Lo scorso dicembre l'assessore Boraso replicava così dopo il polverone che si era sollevato proprio in merito alla trattativa dei Pili e che parlava di un suo coinvolgimento. Credo che sia praticamente impossibile che il sottoscritto assessore 7 anni fa abbia influito sulla perizia di stima del Palazzo Papadopoli, ma non perché voglio difendermi, basta chiederlo ai 3 funzionari del Comune di Venezia, persone stimate, serie, che hanno curato la perizia giurata di quell'immobile.